è una coppia di sposini, una putea di 6 anni, e ogni volta che ha da far sesso insieme, che va in letto, gli ha sempre problemi, che alla sinte, che lei sempre che vuol sapere. Allora gli decide di mettere che nome lavatrice in codice quando che ha voglia di far sesso. La sera va in letto insieme, marito e moglie, dopo aver messo in letto la putea sotto le coperte, tranquilla, la camera da vicini, lui va sotto le coperte e lui comincia a fare gaia. Cara, tacchemo la lavatrice. Ho la centrifuga che non funziona. Cosa? Ho la centrifuga che non la va. Che niente, sesso niente che a sera lì, sera dopo stessa musica, metti in letto la putea sotto le coperte, Lori va in letto, lui tacca a caressarla, toccarla, più ne voglia, no? Cara, tocchiamo la lavatrice, e col filtro sporco, com'è? Col filtro sporco, niente da fare, non si combina niente neanche che a sera lì. Terza sera di nuovo, metti in letto la putea a una certa ora di sera, lui dopo va in letto, sotto le coperte tutti i dolori do, e lui comincia a toccarla, palparla, caressarla, tutta eccitata. Cara, tocchiamo la lavatrice. No, no, non mi va in temperatura. Come non la mi va in temperatura? Niente da fare, neanche che a sera lì non si fa sesso, una sera dico che altra. La sera dopo metti in letto la putea, no? E l'utase, ormai si aveva stufato, passa una sera, passa due, passa tre, metti sempre in letto la puteuta, sotto le coperte, tranquilla, e lui in letto, cioè lui niente, tase, passa 3-4 giorni, ti vede che la sera metti in letto la puteuta, di nuovo sotto le coperte ancora lo ridono e va in letto insieme e sotto le coperte ti vede che forse perché ieri era anche un fiamme pentita, deve dire che sempre no, lo blow e questo, e quell'altro, il filtro e non va in temperatura. La che dice, caro, tacchemo la lavatrice. No, cosa ha fatto il bucato a mano?